L'autonomia del Veneto firma col governo entro la fine settimana o al massimo l'inizio della prossima, è l'auspicio del governatore Luca Zaia. Parma proclamata capitale della cultura, delusione di Treviso, arrivata tra le 10 finaliste, ma il sindaco Manildo assicura i progetti in cantiere verranno ultimati. Sarmede nel pomeriggio si è fermata per la Dia Leonora Gava, morta in un incidente stradale mentre stava andando all'università, la commozione del parroco durante l'omelia. Buone notizie per gli azionisti di Popolare Vicenza e Veneto Banca che avevano scelto di aderire all'offerta di transazione, quei rimborsi non saranno tassati. L'inchiesta nel Bellunese sull'ormai famigerato Erostato, nel registro degli indagati sono finite 3 persone, padre, madre e figlio di Cesio Maggiore, gli specialisti del RIS effettueranno il test del DNA. La pubblica denuncia dell'imprenditore trevigiano Paolo Fassa e il suo gruppo aspetta da quasi 5 anni il via libera ad un investimento milionario in Sicilia bloccato dalla burocrazia. Dopo anni di ricerca ha trovato il fratello da cui era separata in tenera età e così una donna di mira riunita alla grande famiglia. Buonasera e ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est, lo avete dunque sentito dai titoli, firma con il governo sull'autonomia entro la fine della settimana o al massimo l'inizio della prossima. È l'auspicio del governatore del Veneto Luca Zaia, ottimista sul raggiungimento di un'intesa. Sentiamo. La delegazione trattante del Veneto è vicinissima a trovare l'accordo col governo per firmare l'annunciata preintesa sull'autonomia. La svolta dopo le difficoltà delle scorse settimane è stata comunicata dal governatore Luca Zaia alla consulta per l'autonomia riunitasi a Venezia in mattinata. Nell'ultima proposta del governo sono state accolte quasi tutte le richieste di modifica presentate dalla Regione. L'ultima bozza che abbiamo in mano non parla più di spesa storica, ma parla di superamento della spesa storica. E spesa storica vuol dire 22.000 forestali in Sicilia e 400 in Veneto. Fate un po' voi se può continuare così. Il Veneto la spunta anche su altri 2 punti ritenuti fondamentali dal Presidente della Regione. Con partecipazione su tributi e aliquote, quindi non solo su un tributo, e poi è fondamentale la commissione paritetica, ovvero avere una delegazione trattante che entra in commissione paritetica, come accade a Trento e Bolzano. Nel documento, come richiesto dal Veneto, vi sarà anche un riferimento al referendum del 22 ottobre. La nostra regione, a differenza di altre realtà, va con un referendum importante, con oltre 2.400.000 veneti che hanno votato, per cui la forza del referendum diventa anche pesante da un punto di vista giuridico nella firma della bozza. Condivisione è stata espressa anche dalle altre 2 regioni coinvolte, Lombardia ed Emilia-Romagna. L'obiettivo è di arrivare alla firma tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima, anche perché la legislatura ha ormai le ore contate. La firma non è mai scontata finché non si firma, devo riconoscere che il lavoro fatto dal sottosegretario Bressa fino ad oggi è stato produttivo, è stato anche in un ambiente di serenità, con l'ottica anche di accogliere le istanze. Devo dire che se oggi c'è questa possibilità la si deve al Veneto, che ha marcato stretto, è arrivato alla 7ª bozza di accordo, all'8ª forse magari chiudiamo. Ed ora parliamo della proclamazione questa mattina a Roma della capitale della cultura, riconoscimento andato a Parma, delusione per Treviso, ma da Casugana garantiscono i progetti in cantiere verranno comunque ultimati. Capitale italiana per la cultura 2020 è la città di Parma. Pochi secondi, il tempo per il ministro Franceschini di aprire la busta e proclamare Parma capitale della cultura 2020 e il sogno di Treviso svanisce. Inevitabile la delusione per la delegazione trevigiana guidata dal primo cittadino Giovanni Manildo, arrivata stamane a Roma per seguire la cerimonia. Ma c'è anche la consapevolezza di aver fatto un grande lavoro che servirà per il futuro e di aver concorso con importanti città. Grandissimi complimenti alle altre città concorrenti, i progetti che ho sentito sono assolutamente stati progetti bellissimi e anche quello di Parma assolutamente un bel progetto, quindi siamo orgogliosi di essere arrivati tra i primi 10. Ma l'amministrazione comunale assicura che i progetti in cantiere verranno comunque realizzati. Il progetto che abbiamo presentato candidandoci a Città della Cultura 2020 è un progetto che comunque realizzeremo, sia per quanto riguarda il teatro comunale sia per quanto riguarda tutte le altre iniziative che avevamo proposto. Anche per Mario Conte il lavoro fatto potrà servire come trampolino di lancio per raggiungere l'obiettivo tra qualche anno. Una riproposta che già inseriremo
inseriremo nel nostro programma per Treviso Capitale della Cultura 2021, quindi non demoralizziamoci, ma troviamo degli spunti di partenza assolutamente positivi e da qui cominciamo un nuovo percorso. Le elezioni politiche del 4 marzo, tappa trevigiana per il leader di Liberi e Uguali Pietro Grasso, che ha parlato di larghe intese ed escluso una possibile alleanza con i 5 Stelle. Significa seguire quelli che sono i temi di Liberi e Uguali. Nella Marca da presidente del Senato e leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso è arrivato a mezzogiorno alla Loggia dei Cavalieri dopo la visita agli impianti di Contarina e prima dell'incontro con i cittadini nel pomeriggio al Teatro delle Voci di San Liberale. Si sofferma sul dibattito sulle larghe intese, Grasso partendo dalla legge elettorale. È stata fatta proprio per favorire un incontro tra Renzi e Berlusconi per poter fare un governo di larghe intese, così come adesso appare in maniera molto chiara. Noi costituiamo un argine per evitare proprio questo e per evitare anche facili populismi che possano portare a un'Italia non istituzionale. Esclusa categoricamente un'alleanza con il Movimento 5 Stelle. Nel programma dei 5 Stelle c'è no all'immigrazione, no all'Europa, no a quelli che sono i nostri principi. Quanto alle istanze provenienti dal territorio, il Movimento ha un preciso indirizzo. Sulla questione dell'autonomia abbiamo una nostra posizione, che è la posizione quella di favorire gli enti locali. Noi immaginiamo un Veneto libero ad esempio dalla corruzione, libero ad esempio da queste grandissime opere pubbliche che non servono a niente. Oggi noi diremo questo alla città e lo diremo al Veneto. Pietro Grasso oggi è anche il simbolo di come si possa fare politica in maniera diversa. Ed ora ci spostiamo a Sarmede nel Trevigiano, dove c'è stato l'addio oggi a Eleonora Gava, la 19enne morta venerdì scorso a Fontana Fredda. Sarmede si ferma per l'ultimo saluto a Eleonora. Sei il nostro sole e il sole non si spegne mai. Lo striscione appeso ad una terrazza l'hanno scritto per lei. Saracinesche abbassate per lutto, strade deserte. Il paese è sotto shock per la perdita della giovane Eleonora Gava, la 19enne morta nello schianto venerdì scorso a Fontana Fredda. Un centinaio di persone di fronte alla chiesa ha aspettato l'arrivo della bara, ricoperta da un cuscino di rose bianche. Presente anche la squadra di calcio di Sarmede, di cui il padre di Eleonora è presidente. Dopo 5 minuti di rispettoso silenzio attorno ai genitori Graziano e Nadia e alla sorella Francesca, la salma è entrata in chiesa. Tanta la commozione per chi la conosceva, un'emozione che anche Don Riccardo Meneghel durante l'omelia fatica a trattenere. Abbiamo bisogno di continuare a vivere e sperare, ha detto, anche se la morte di una giovane è una contraddizione, un non senso. La sua voce si è fermata per ben 2 volte, rotta dall'emozione. La ragazza, conosciuta e molto apprezzata, era iscritta all'Università di Udine, doveva raggiungere il capoluogo friulano a bordo della sua auto per svolgere un esame, ma all'università non è mai arrivata. La sua corsa si è fermata contro un furgone, un tragico incidente che ha spento la sua giovane vita. Ed ora invece torniamo a parlare del caso delle banche popolari. Tirano un respiro di sollievo gli azionisti di Popolare, Vicenza e Veneto Banca, che avevano scelto di aderire all'offerta di transazione. Quei rimborsi non saranno tassati. Chi ha aderito all'offerta di transazione a suo tempo appunto messa in atto da Banca Popolare di Vicenza e da Veneto Banca non percepirà non subirà nessun tipo di tassazione sull'importo indennizzato. La conferma è arrivata da Banca Intesa. Gli oltre 100.000 ex soci di Popolare di Vicenza e Veneto Banca, che avevano accettato i 441 milioni di euro come ristoro economico per il danno subito con il crollo del valore dei titoli, non vedranno tassare quel rimborso.
un sospiro di sollievo in una vicenda che ha riservato non poche sofferenze a chi aveva investito risparmi e futuro nei titoli dei due istituti di credito veneti. Da subito come associazione siamo intervenuti inserendo i confini giuridici di questo tipo di operazione, e in questi giorni appunto anche Banca Intesa ha sposato la nostra tesi. L'importante non è il fatto che abbia sposato la nostra tesi, è che un sacco di persone adesso possono stare veramente tranquilli sul fatto che niente di quello che hanno percepito a fronte della transazione verrà tassato. Inoltre, secondo le associazioni, anche l'adesione all'offerta di rimborso non preclude la possibilità di accedere al fondo governativo, anche se l'accesso sarà subordinato a chi non ha scelto questa via. Chi ha transato, anche se comunque sarà sempre dietro a chi non ha transato, ha l'unica possibilità per portare a casa i suoi risparmi a il fondo istituito dal governo. A questo punto non resta che attendere. L'autonomia del Veneto non è in contrasto con un'Europa più forte, lo sostengono i candidati veneti della lista di Emma Bonino. Il nostro programma è un sogno, è quello degli Stati Uniti d'Europa. Questa lista è stata fatta proprio per quello, per contrastare il populismo dilagante in questo Paese. Un sogno non in contrasto con quello dell'autonomia del Veneto, assicurano i candidati locali di Più Europa, la lista di Emma Bonino e Bruno Tabacci, che corre in coalizione col PD. Non va in contrasto perché qui si parla di autonomia e non di indipendenza, questo già è una grossa differenza, anche perché questa è una terra che meriterebbe molta più autonomia di quella che c'è, perché comunque è il cuore pulsante dell'economia italiana. Nel programma della forza europeista un deciso sì all'immigrazione e un altrettanto deciso no a qualsiasi forma di protezionismo economico e di discriminazione. Noi italiani dovremmo sapere bene cosa vuol dire essere etichettati per qualche cosa che non sei. Cioè, io non sono mafiosa, io non sono Pizza Mandolino, che sono una donna di cultura che ha girato il mondo, eppure per esempio in Germania, a Dortmund, non riuscivo a trovare casa in affitto nonostante lavorassi per la comunità europea, sono dovuta andare a trovarmela nell'area dei turchi, perché da italiana non mi davano la casa. Non siamo ciechi e condividiamo parte delle critiche all'Europa di oggi, puntualizzano i candidati, ma la soluzione è cambiare questa unione alla quale è ormai impossibile rinunciare. Noi stiamo facendo una campagna, per esempio, per poter nelle elezioni europee, e questa sarebbe una vera integrazione, poter scegliere anche candidati francesi, tedeschi. Incontro in prefettura questa mattina tra i rappresentanti dei lavoratori e i vertici della cooperativa Edeco. La Prefettura di Padova ha attivato con il Ministero dell'Interno un immediato pagamento per quanto riguarda delle spettanze della cooperativa che di fatto avanzava delle quote economiche, che hanno portato a ieri al blocco di 200 stipendi da parte della cooperativa per quanto riguarda tutti i lavoratori impegnati nel sistema di accoglienza del Veneto. Interviene il prefetto, scende la tensione tra i dipendenti di Edeco che nei giorni scorsi avevano proclamato lo stato d'agitazione. I fondi potrebbero sbloccarsi e nel giro di poco potrebbe essere erogato lo stipendio bloccato. Insomma, un sospiro di sollievo, anche se i vertici della cooperativa sono cauti. Noi ce lo auguriamo, insomma, che sia così. La situazione per i lavoratori, circa 250 della cooperativa che gestisce gli hub di Cona e Bagnoli e di altre strutture del Veneto, non è però rosea. A preoccupare è anche la tenuta occupazionale del settore. Certamente c'è una situazione di sofferenza, ovviamente, dal lato dei lavoratori, perché con i numeri che scendono negli hub di Cona e di Bagnoli è ovvio che c'è anche meno necessità di prestazioni d'opera. Anche l'azienda si augura la massima che le cose vadano per il meglio, insomma, anche per i lavoratori e che per garantire la continuità aziendale e la serenità di tutte le forze lavoro, quindi assolutamente massima disponibilità al dialogo. A margine dell'incontro i vertici hanno espresso la posizione dell'azienda sull'inchiesta in corso. Noi siamo tranquilli, siamo spesso sotto l'occhio del ciclone e non abbiamo niente da nascondere, quindi insomma le indagini faranno il loro corso, ma insomma siamo qua, siamo tranquilli. Insomma. Per il futuro e l'arrivo di nuovi migranti invece il prefetto non si sbilancia. Se avessi queste capacità divinatorie giocherei un terno al lotto.
Siamo alla cronaca, minacciava un minorenne per farsi consegnare del denaro, in manetta è finito un ventenne romeno residente a Villa Bartolomea nel Veronese, l'accusa è estorsione, il giovane per molto tempo avrebbe costretto con pesanti minacce un minorenne di Legnago a consegnargli il denaro e in un caso degli orecchini d'oro appartenenti ad un familiare. Il ragazzino, esasperato, si è fatto coraggio ed accompagnato da un genitore si è presentato dai carabinieri. Il ragazzino ha spiegato ai militari tutto nei minimi dettagli, le minacce avvenivano sia verbalmente che come appurato dai militari tramite social network. Così è scattata l'operazione, i militari hanno atteso che i due si incontrassero dietro ad un supermercato e quando hanno visto lo scambio di denaro sono scattate le manette per il romeno che è stato subito trasferito in carcere. Ed ora invece gli aggiornamenti sull'inchiesta nel Bellonese su Erostrato, il folle che si diverte a seminare la paura anche fra i più piccoli, sotto inchiesta un'intera famiglia. C'è un'intera famiglia sotto inchiesta nell'indagine sull'ormai famigerato Erostrato, il folle che nel Bellunese, dopo incendi e atti di vandalismo, semina la paura abbandonando caramelle piene di spilli. Nel registro degli indagati sono finiti padre sessantenne, la moglie di poco più giovane e un figlio di 30 anni disoccupato. I tre abitano a Cesio Maggiore, non lontano dal centro. La loro casa, perquisita pochi giorni fa dagli inquirenti, aveva fornito materiale ritenuto utile all'inchiesta condotta dalla Procura di Belluno, tra cui libri sull'esoterismo, sul nazismo magico e trattati di chimica. Si tratta di tre italiani da sempre residenti in paese, poco propensi a farsi vedere in giro e a spostarsi da Cesio Maggiore. Ora sui reperti raccolti sul luogo dei reati commessi dal responsabile, i carabinieri del RIS di Parma effettueranno un test del DNA raffrontandolo con quello degli indagati, così da verificare una loro presenza e stabilire una concreta connessione con i fatti contestati, da chiarire se ad agire sia stato uno solo di loro o, ipotesi meno probabile, tutti e tre, ma anche se gli altri componenti del nucleo possano aver coperto l'autore degli atti sotto la lente della Procura. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione regionale dei nostri notiziari. Continua la battaglia delle maestre col diploma magistrale escluse dalle graduatorie del prossimo anno. A settembre, sostengono le scuole, si ritroveranno senza insegnanti a causa di una sentenza assurda. Una delegazione di insegnanti del Veneto è stata ricevuta in Consiglio regionale, dove ha fatto presente il proprio disagio per la sentenza del Consiglio di Stato che ha escluso dalle graduatorie a esaurimento i docenti col diploma magistrale. Una questione che aveva già portato le maestre a protestare sotto l'ufficio scolastico regionale. In Veneto ci si ritroverà a settembre senza insegnanti, perché a causa della sentenza del Consiglio di Stato verremo depennati dalle graduatorie ad esaurimento nelle quali ci troviamo, ci verrà tolto il ruolo e torneremo a fare appunto i precari. Il problema riguarda oltre 4.000 docenti in Veneto che si troverebbero a perdere il lavoro dopo anni di insegnamento, anche a causa delle nuove regole sui limiti di assunzione a tempo determinato. Non è vero che siamo docenti con solo diploma magistrale, perché fra di noi ci sono molti laureati e addirittura gente con master. Vi sono anche insegnanti che hanno passato il concorso pubblico ma magari per altri casi non si sono presentati e vi sono anche insegnanti che non potevano accedere al concorso pubblico perché appunto entrati di ruolo con riserva. Siamo quindi vittime di una vera e propria ingiustizia, denunciano le maestre, che si ripercuoterà su di noi e le nostre famiglie, ma soprattutto metterà a rischio la tenuta di tutto il sistema dell'istruzione. Chiediamo appunto alla Regione che si faccia carico delle nostre problematiche e che le porti appunto a Roma, perché il problema in Veneto è molto grave e non vi saranno appunto insegnanti e la riapertura delle scuole a settembre sarà a rischio. Ed ora la pubblica denuncia dell'imprenditore trevigiano Paolo Fassa. Il suo gruppo aspetta da quasi 5 anni il via libera su un investimento milionario in Sicilia bloccato dalla burocrazia. Un'attesa che va avanti da oltre 4 anni, un investimento da 25 milioni di euro fermo per un'autorizzazione che manca, non in Veneto ma in Sicilia, in provincia di Enna, dove il gruppo Fassa Bortolo di Spresiano aspetta dalla soprintendenza un via libera che sembra non arrivare mai e che sbloccherebbe un'operazione da 100 nuovi posti di lavoro. È la stessa azienda a darne notizia con il patron Paolo Fassa che attacca la burocrazia. È organizzata in modo tale in questo paese che la colpa non è mai di nessuno, dice. Se non si sblocca in tempi brevi
questa assurda situazione rinunceremo al progetto e lasceremo sull'isola solo gli avvocati perché faremo causa. Mi appello al governo, continua Fassa, in particolare al Ministero dello Sviluppo Economico e al suo titolare Carlo Calenda e all'Associazione degli Industriali della Regione Sicilia. Il gruppo trevigiano specializzato in prodotti per l'edilizia sta aspettando il via libera al progetto di riapertura della cava di calcare nel comune di Agira, dismessa 30 anni fa e senza alcun recupero ambientale. Fassa Bortolo ha compiuto una lunga serie di passaggi per avere l'autorizzazione a impiegare quel sito, una piccola parte del quale risulta di interesse archeologico, ma malgrado sia stata eseguita la ricognizione voluta dalla soprintendenza, la situazione non si sblocca. Sono profondamente amareggiato, conclude Fassa. Questa assurda babele di norme trasforma l'entusiasmo e la voglia di lavorare in un'odissea senza fine. Dopo anni di ricerca ha trovato il fratello da cui era stata separata in tenera età e così Sabrina Merlo di Mira ha riunito una grande famiglia. Un abbraccio che Sabrina cercava da 47 anni, da quando è stata allontanata dai genitori e portata in un istituto insieme a 2 fratelli. Altri 2 però sono stati portati altrove e così in questi anni Sabrina, che ne ha 53, non ha fatto che cercarli. Manuela l'ha riabbracciata 4 anni fa, Alessio, adottato a 2 anni e mezzo, l'ha ritrovato oggi. La promessa che ho fatto a mio padre che li cercavo questi figli e quindi li ho cercati e ho avuto la rivincita, comunque ce l'ho fatta. Il risultato è arrivato a gennaio anche grazie all'aiuto di un'agenzia specializzata alla ricerca del filo rosso. Alessio vive e lavora a Ferrara. Non vi dico i salti di gioia che ho fatto, i pianti, gli urli, i salti, e la felicità era immensa, perché siamo stati alla bellezza di 5 ore al telefono. Ok, e io piangevo, ridevo, avevo sta gioia da 47 anni che lo cercavo e giustamente è arrivato finalmente questo giorno. Alessio, che ha perso i genitori adottivi ed è rimasto senza una famiglia, non sapeva di avere altri 6 fratelli, 4 dello stesso papà, 2 di un altro. La mamma è ancora in vita. Lui è sconvoltissimo, lui deve metabolizzare un po' questa cosa perché giustamente c'è ancora da conoscere dei fratelli, per adesso l'ho visto io. Domenica scorsa l'incontro a Mira, nella casa di Sabrina. E c'è stato l'incontro tra noi, lui è venuto a casa mia perché ha detto che io sono già venuta là da lui 2 volte, è venuto a trovarmi a casa e l'ho riabbracciato domenica scorsa, una cosa indescrivibile, ancora ho questa emozione che sto ancora tremando dalla gioia di averlo ritrovato. Ha incontrato Jimmy, il più vecchio, e a Jimmy gli ho fatto una sorpresa, gli ho detto guarda vieni a mangiare da me e facciamo una domenica assieme. Lui però ha capito perché ha visto la macchina targata a Ferrara, ha capito che c'era lui e si sono abbracciati e insomma è stata un'emozione forte per tutti. Non sarà facile, ma ora Sabrina è riuscita a riunire tutta la famiglia. Un weekend all'insegna della pioggia, ma non andrà meglio la prossima settimana dove martedì e mercoledì è prevista una nuova perturbazione con neve fino in collina. Ombrelli in mano per questo weekend. La pioggia tornerà a farci compagnia e per chi sperava in una passeggiata sotto il sole dovrà aspettare. Temperature in aumento. Sabato assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità con prime deboli precipitazioni dal pomeriggio sera. Idem per domenica con precipitazioni sparse, sempre deboli e cielo molto nuvoloso. La prossima settimana non andrà meglio, bisognerà attendere il mese di marzo per vedere un cambiamento del tempo. È da più giorni che si prevede l'arrivo di aria più fredda dai quadranti nord-orientali europei, quest'aria si incamminerà verso l'Europa e raggiungerà in parte anche l'Italia. E alla pioggia torneranno a far capolino anche i fiocchi di neve. Entrando nel Mediterraneo creerà una bassa pressione che da martedì e mercoledì interesserà tutte le regioni e anche il Veneto con precipitazioni diffuse e la neve che cadrà a quote collinari. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Io vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.
Tempo lievemente instabile sulle nostre regioni, specie nella seconda parte della giornata. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 17 febbraio. Sul Veneto sarà buono, specie al mattino, con qualche spazio soleggiato, ma dal pomeriggio aumentano le nubi con cielo coperto un po' ovunque e con occasionali piogge, ma in genere di debole intensità. Diamo ora uno sguardo alle temperature. Le massime saranno comprese tra 7 e 8 gradi, valori minimi tra lo 0 e i 2 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Sarà in genere asciutto e per lo più soleggiato al mattino, col passare delle ore più nubi e cielo a tratti anche coperto con deboli piovaschi sparsi, ma via via più diffusi entro sera. Le temperature massime saranno comprese tra 8 e 10 gradi, valori minimi tra 1 e 2 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Cielo molto nuvoloso sulla nostra regione, tempo più asciutto al mattino, dal pomeriggio però qualche precipitazione localmente anche a carattere nevoso, ma migliora presto durante la nottata. Le temperature massime saranno comprese tra 9 e 10 gradi, minime tra 4 e 5 gradi. Il mare sarà generalmente calmo, i venti deboli da nord-est lungo le coste e occidentali al largo. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.